Affrontare la crisi, discussione aperta a Cernobbio al forum della Confcommercio che avverte la crisi sarà più lunga e profonda del previsto. Tra i partecipanti della giornata il segretario del PD Franceschini. L'unico indicatore positivo uscito dall'indagine sull'economia che Confcommercio ha presentato nella prima giornata del forum di Cernobbio è la tenuta della fiducia dei consumatori. Per una volta chi vende e chi compra sembra che siano d'accordo. Le promozioni sono salite moltissimo, oggi si fa circa il 40% delle totali delle nostre vendite con prodotti in promozione e questo è un altro segno molto importante dove la distribuzione dichiara di essere veramente vicina alle esigenze del momento contingenti dei consumatori. Anche questo settore è pesantemente toccato dalla crisi, 40.000 le imprese del commercio sparite nel 2008 in Italia. In Lombardia c'è un saldo negativo tra cessazioni e nuove iscrizioni di imprese di circa 8.500. È un dato sul totale Lombardia non ancora preoccupante, d'altronde c'è anche da capire che le aziende lombarde sono mediamente aziende più strutturate sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della tenuta sul mercato. La crisi non sarà breve, per questo il presidente della Confcommercio Sangalli ha chiesto meno fisco per le famiglie e più credito alle imprese e uno sprone alle banche in questo senso è arrivato anche dal segretario del Partito Democratico Franceschini. C'è soprattutto il sistema del credito, perché anche lì forti e deboli non hanno gli stessi diritti, perché una banca che ha dei problemi, che ha paura della crisi, ha paura dei rientri, chiude a 100 piccole imprese prima di chiudere quella grande. Domani, seconda giornata del forum, si parlerà nuovamente di credito e finanza.